Ciao amici montanari, allora oggi primo weekend post quarantena, siamo all'inizio della fase 2 e finalmente si può tornare in montagna. È sabato 9 maggio 2020 e smonto da un turno di notte, quindi giretto tranquillo, molto tranquillo. Ho pensato di salire sul Col Visentin attraverso lungo il sentiero delle Creste. È un giretto che sulla carta è molto tranquillo, quindi ci proviamo. Ho già il fiatone, anche se sono appena partito. Niente, io vi lascio la sigla e noi ci vediamo più tardi. Ciao montanari! Allora, io sono appena passato per il rifugio Bristot, non so come vada l'accento, non importa. Il sentiero è veramente molto semplice, c'è una strada bianca fondamentalmente e peccato per il tempo, oggi non è dei migliori. Ne volevo approfittare per raccontarvi un po' di com'è andare in montagna con lei. Eccola qua, la nostra amica mascherina. Allora, come vi dicevo all'inizio, oggi è il primo giorno, il primo weekend post quarantena, il primo weekend in cui ci si può muovere. I sentieri, soprattutto questi qui, che sono molto semplici, sono affollati e quindi è tutto un tira su e tira giù. Però insomma, per la salute nostra e degli altri lo si fa, giusto? È un po' scomodo, devo dire, ma insomma, fattibile. Niente, adesso vi faccio vedere un po' il sentiero e poi ci vediamo quando arrivo in cima. Ciao montanari! Eccoci qui amici montanari, arrivati sul Col Visentin. Il rifugio è lì, la cima anche. Io non mi avvicino più di tanto perché vedo che c'è molta gente e di questi tempi meglio evitare i contatti. Tutti con mascherina al collo, quindi stiamo un po' distanti, ognuno si fa la sua giornata. Adesso mi fermo qui, mangio qualcosa. Come vedete il tempo non è dei migliori, però i panorami sono comunque molto belli.
Eccoci qua amici montanari. Allora, io sono partito poco fa, ero lì dove vedete quella costruzione con quelle antenne che è il rifugio Col Visentin, e adesso me ne torno giù alla macchina. Questo è il panorama che si vede da questa zona. Da questo lato c'è tutta la Val Belluna, purtroppo le Dolomiti Bellunesi sono coperti dalle nuvole. Eccoci qua. Qui sull'altro lato, sull'altro versante si vede tutto il Cansiglio, lì c'è il Pizzoc, eccolo là, dove eravamo qualche settimana fa, forse anche più di qualche settimana fa, e di qua tutta la pianura trevigiana, eccolo qua, fantastico. Ok, fatto i 360 gradi. Detto questo, io mi avvio, continuo la discesa. Spero che il video vi sia piaciuto. Adesso il sentiero è lo stesso che ho fatto all'andata e quindi penso che ci rivedremo giù per i saluti finali. Eccoci qui montanari. Allora, ormai sono quasi arrivato all'auto e vi lascio con questa bella panoramica sul lago di Santa Croce e lì, un po' nascoste dalle nuvole, le montagne dell'Alpago. Che dire di questa escursione? Intanto mi tolgo un po' la mascherina perché qua non c'è nessuno. Bel giretto, molto semplice, veramente facile, adatto direi un po' a tutti, da fare secondo me non in estate perché si muore dal caldo, però un bel giretto. Panorami sono belli, non si va tanto alti perché siamo arrivati attorno ai 1700 e quindi assolutamente giretto consigliato così per sgranchire le gambe, prendere un po' di aria, assolutamente da fare. Ora come al solito vi lascio la scheda tecnica e noi ci vediamo fra poco per i saluti finali. Cartografia di riferimento per questa facile escursione è la 024 della Tabacco. Parcheggiato l'auto presso il ristorante La Casera, ho imboccato la strada bianca con indicazioni per il Col Visentin. Raggiunto l'ex rifugio Brigata Cadore, sono rimasto sulla strada forestale per poi portarmi sul sentiero delle Creste poco dopo il rifugio Bristot. Seguendo la traccia in cresta sono arrivato in poco tempo al Col Visentin. Per il rientro ho seguito lo stesso sentiero dell'andata, mantenendomi però in cresta fino all'ex rifugio Brigata Cadore, per poi portarmi nuovamente sulla forestale che mi ha ricondotto all'auto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per la pagina del sito dove potete trovare recensione, scheda tecnica e traccia GPS di questa escursione. Bene amici montanari, il video termina qui. Io, Ray e la mascherina vi salutiamo, vi ricordo di mettere un bel like se il video vi è piaciuto, di condividerlo, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita. Come sempre vi lascio qui alla mia sinistra, mi sembra, un paio di video che potrebbero interessarvi e qui in basso a destra il pulsante per iscrivervi al canale. Mi auguro che siate tutti bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao montanari!